Buongiorno dal TG1. Alla ripresa devono essere dedicati gli sforzi di tutti senza negligenze o distrazioni. Lo ribadisce il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che nel messaggio per la festa del lavoro invita il Paese a ripartire senza dimenticare l'angoscia degli ultimi mesi. Serve, ricorda, collaborazione tra istituzioni e forze politiche e indicazioni chiare da chi governa. Nadia Zikowski. Ridisegniamo un paese forte e maturo proprio a partire dal lavoro. Ruota intorno all'inevitabile cambiamento della società dopo la pandemia la riflessione di Mattarella nella festa del 1° maggio. Questa battuta di arresto si rovescerà pesantemente sull'occupazione, scrive in un messaggio. Dovremo cogliere l'occasione per riprogettare anche il mondo del lavoro, valorizzando i fenomeni della globalizzazione e della digitalizzazione, recuperando antichi ritardi sulla precarietà di giovani e donne, sul lavoro nero o irregolare, riprogettando il ruolo degli imprenditori, valorizzando la ricerca. Coniugare sicurezza, salute e lavoro è indispensabile, scrive il Capo dello Stato, che quest'anno non può rendere omaggio personalmente alle vittime sul lavoro. Alla ripresa devono essere dedicati gli sforzi di tutti, senza negligenze o distrazioni, è l'appello alla politica. Chi è rimasto indietro deve essere aiutato, le istituzioni devono collaborare, le regole per governare le prossime fasi dovranno essere ragionevoli e chiare.